Associazione industriale e sindacati insieme per fronteggiare la fase più delicata della crisi, cercando, unendo le forze, di salvare il maggior numero di aziende e posti di lavoro. Alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, le parti si sono riunite per analizzare la situazione economica ed occupazionale della Marca e più che il tasso di disoccupazione, che si attesta sul 5,5%, già toccato a Treviso una decina d'anni fa, con l'affacciarsi sullo scenario economico dei paesi emergenti, a preoccupare sono i tempi di ripresa. Preoccupa il fatto che veniamo da 12 mesi di difficoltà anche molto intense, non ci nascondiamo che la fase è certamente delicata, perché la ripresa nel nostro Paese sarà una ripresa molto lenta. Ad invocare interventi a sostegno delle aziende per salvare posti di lavoro, collaborando con gli imprenditori, sono i sindacati. Siamo nella fase più critica perché ci sarà una selezione di molte imprese e quindi insieme abbiamo deciso di darsi delle regole per sostenere le situazioni di crisi con l'uso degli ammortizzatori sociali, quelli che già c'erano e quelli che sono stati introdotti recentemente dal governo. Qui dovremo entrare nel merito di una proroga delle casse integrazioni speciali, evitare le mobilità, utilizzare molto di più per esempio i contratti di solidarietà che sono stati sicuramente valorizzati dalle norme legislative del governo ma che nella Marca trevigiana sono stati utilizzati molto poco.